Buonasera amici sportivi di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Rieccoci di nuovo insieme anche per questa domenica per una nuova puntata su questa trasmissione che parla solo ed esclusivamente di calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria, con la straordinaria anche parentesi dedicata al calcio a 5. Oggi una puntata particolare perché parleremo anche di calciomercato, perché come tutti ben sanno si sono aperte le liste e moltissime squadre stanno rivedendo praticamente le loro rose. A questo punto andiamo subito a presentare in postazione il nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Bene, e salutiamo anche la bellezza di Federica Di Benedetto che oggi sostituisce la nostra Jenny. Ciao Federica. Ciao Ettore, buonasera e ben ritrovati. La parola sostituzione è riduttiva, è una splendida penaltina di penalty. Oh, grazie. Ok? Perfetto. E attualmente però stiamo aspettando altri ospiti, abbiamo colui che insieme a Carmelo farà un po' il quadro di questo calciomercato che è esploso in maniera incredibile in Sicilia per questa stagione, il nostro Andrea Lovento. Ciao Andrea. Ettore, buonasera a te e a tutti i nostri amici da casa. Bene, allora, dato che abbiamo tantissime cose da raccontare all'interno di questa puntata numero 11 di Penalty, diamo subito spazio alla nostra Federica con i risultati, la classifica e poi anche i commenti sul campionato di Serie D. A te Federica. Agropoli Gelbison 1-1. Città di Scordia Aversa Normanna 1-4. Frattese Roccella 3-2. Gragnano Sarnese 0-0. Marsala Vigor Lamezia 4-0. Palmese Due Torri 0-0. Reggio Calabria Noto 1-1. Siracusa Cavese 3-1. Vibonese Leonfortese 2-2. Riposa il Rende. In classifica importante vittoria del Siracusa che a questo punto scavalca la Cavese ed occupa in questo momento la prima posizione in questo girone I del campionato di Serie D. La classifica insieme alla nostra Federica. Siracusa 33 punti. Cavese e Frattese 32. Due Torri 27. Vibonese 26 punti. Sarnese 25. Reggio Calabria 24. Aversa Normanna e Palmese 23. Marsala e Gragnano 22 punti, Leonfortese e Noto 21, Agropoli 17, Rende 16, Roccella 15, Gelbison Città di Scordia 14 punti, chiude la classifica Vigor Lamezia a 7 punti. Per quanto riguarda il prossimo turno che si disputerà domenica prossima, domenica 13 dicembre, questi gli incontri. Aversa Normanna Palmese, Cavese Vibonese, Due Torri Agropoli, Gelbison Reggio Calabria, Leonfortese Frattese, Rende Marsala, Roccella Gragnano, Sarnese Città di Scordia, Vigor Lamezia Siracusa ed infine riposerà il Noto. Allora Carmelo, prima facciamo subito questo commento globale su questo incontro che si è svolto a Siracusa, dove ha visto la squadra di Sottil primeggiare e far sì che insomma questo Siracusa volasse al primo posto, e poi magari sentiremo anche Achille che è stato per noi a Scordia, dove ancora la crisi è incredibilmente continua. È stato il giorno del sorpasso, Ettore. Il Siracusa approfitta dello scontro diretto del De Simone, vince 3-1 sulla Cavese e si prende il primo posto in classifica in una gara che nell'arco dei 90 minuti non ha avuto storia, vantaggio all'inizio della ripresa con Sibilli, poi raddoppio al 12° del secondo tempo di Longoni, 8 minuti dopo match chiuso 3-0 con il gol di Tresor De Zai. Quando la Cavese prova a riaprire il match con De Rosa al 31°, la gara è già finita, prova schiacciante dei ragazzi di Sottil che si prendono un meritato primo posto, ma anche questa domenica commentiamo un turno complessivamente positivo delle siciliane, sì. Scordia a parte, infatti il Marsala travolge la Vigor Lamezia, fanalino di coda, il 4-0. Due Torri divenuto coglie un buonissimo punto a Palma Campania, altrettanto buon punto, forse ancora di più quello del Noto di
Cacciola che addirittura sogna la grande impresa al Granillo di Reggio Calabria, il gol di Assenzio al 19esimo del primo tempo illude la formazione granata, poi il solito Zampaglione regala un punto prezioso alla Regina. A questo punto allora per il Siracusa? No, no, per credo, niente, anche se la settimana prossima abbiamo visto il tabellino del prossimo turno, alla Lamezia è un turno decisamente agevole per i bianco-azzurri, quindi anche questa settimana un turno dicevamo positivamente complessivo per le siciliane, e non fa eccezione nemmeno la Leonfortese di Gaetano Mirto, che fa una impresa in rimonta contro la fortissima Vibonese, che con Bertini e con Riccardo Allegretti si era portato sul 2-0. Lococo prima e Catanese al 90esimo regalano il punto ai biancoverdi. Allora adesso ci guardiamo il servizio di Achille Teghini, che è stato per noi l'inviato per l'incontro Città di Scordia Aversa Normanna, poi un attimo insieme anche al nostro Andrea e a Carmelo facciamo un brevissimo punto anche sul calciomercato di questa serie di scoppiettante. Il servizio di Achille Teghini. Arriva ancora una sconfitta per lo Scordia che cade al Binanti per mano dell'Aversa Normanna, che passa 4-1, una partita senza storia decisa praticamente nei primi 25 minuti, dove i rossazzurri sono andati sotto di ben 3 gol. Il gol di Memone sul calcio di rigore ha dato un po' la speranza ai rossazzurri a fine primo tempo, ma nel secondo tempo poi l'Aversa ha siglato il quarto sigillo. Aversa subito pericoloso con Fell che porta a spasso la difesa rossazzurra mettendo la palla in mezzo, poi arriva il tiro di Franco che è facile presa per Pandolfo. Al 9° minuto arriva il primo gol dell'Aversa con Diallo che ruba palla al centrocampo e insacca in solitaria alle spalle di Pandolfo. All'11° ancora è un errore da parte della difesa dello Scordia che resta imbambolata. Marzano infatti ruba il pallone al centrocampo e sigla il gol del raddoppio 0-2. Nervosismo in campo, con Zumbo ammonito per aver spinto un avversario a gioco fermo. Scordia prova a rialzare la testa, ma la difesa dei Granata sembra essere veramente imperforabile. Al 28° Sardo perde ancora il pallone, favorendo l'incursione di Dursi, che sigla il terzo gol per l'Aversa. Al 34° calcio di rigore per lo Scordia, con D'Agosta che viene atterrato in area di rigore. Il rigore poi viene trasformato da Maimone. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1-3. Nel secondo tempo, calcio di rigore dopo 3 minuti per l'Aversa Normanna, con Crisafulli che atterra Felleca. Si incarica della battuta Franco, che trasforma 1-4. Al 54° lo Scordia tenta la reazione, un buon calcio di punizione tirato da Maimone che impegna seriamente Lombardo. La società rossazzurra ha deciso anche oggi di rimanere in silenzio stampa, dunque si aspettano sicuramente in settimana le parole del presidente Rosario Gallo. Beh, diciamolo pure, ancora è crisi profonda a Scordia, adesso si aspetta magari questo calciomercato per riordinare anche le idee, devo dire, perché insomma forse in questo momento c'è un po' di confusione. Ma il calciomercato ha già dato, adesso lo vedremo con Andrea, anche qualche elemento a Natale Serafino per lavorare, tutt'al più adesso la squadra è da riassettare, bisogna lavorare per creare i nuovi automatismi. Se vuoi la mia personale opinione, non mi sembra che gli elementi che sono arrivati possano riuscire a dare la scossa, perché bisogna avere elementi anche perché in uscita, di categoria, anche perché comunque in uscita è andata via quella che era l'ossatura della squadra, al di là di Colonna è andato via Fegarotta, insomma il blocco che poi come vedremo si è trasferito all'Atletico Catania. I giocatori che sono arrivati, li vedremo adesso con Andrea, non mi sembrano all'altezza dell'arduo compito che aspetta lo Scordia. Perfetto, nel frattempo diamo il benvenuto ai nostri due ospiti di questa domenica, il presidente della Primavera Catese Giovanni Formaggio. Buonasera Presidente, e salutiamo anche il centrocampista, se non sbaglio, no? Sì, dico bene, il centrocampista sempre della squadra acatese, Salvatore Licalzi. Grazie, da male questa domenica, però insomma avremo modo di parlarne. Speriamo. Non bisogna mollare, certo la classifica un po' piange, però vabbè. Quello sì.
Allora, senti Andrea, giustamente Carmelo sottolineava che insomma quelli che sono arrivati soprattutto a Scordia non è che sono giocatori che possono fare la differenza in questo momento della stagione. Tu che ne pensi? Sì, dopo diciamo la settimana scorsa in cui praticamente il mister Natale Serafino era messo in dubbio, poi insomma la società... Sono andati via i giocatori e lui è Sono andati via i rimasto. giocatori e lui è rimasto. Ricordiamo primo fra tutti chiaramente Giorgio Corona, passato all'Atletico Catania in eccellenza, ma poi ricordiamo anche nomi importanti quali quelli di Fecarotta, Gurrieri, Di Peri, Barcellona, Marziale, Caci e Bonaventura. In entrata sono arrivati Listro dal Siracusa, poi Antonio Vizzi, Vincenzo Castiglia, Salvatore Crisafulli, Michele Di Maggio, Filippo Di Maria, Gennaro Simonetti, Liberato Asciana e Silvio Calabrese. Ben 9 giocatori dunque approdano alla corte del presidente Gallo. Beh, quindi effettivamente questi non sono, dico, nomi super quotati per la categoria. Allora, attenzione, sono buoni sono giocatori, degli però, ottimi giocatori, però in questo momento, lo Scordia aveva necessità. Può anche darsi che senza i nomi, diciamo, lo Scordia esce da una fase in cui i nomi ce li aveva e non hanno dato non forse hanno quello dato il suo frutto. che potevano dare. Magari con una squadra che parte, come dire, un po' con i fari spenti, magari Serafino potrà lavorare con quella tranquillità, perché ancora la stagione in fondo non è compromessa, ci sono i play-out e quindi ancora la salvezza è un obiettivo difficile ma possibile. C'è tutto il giro di ritorno. Complessivamente, Ettore, facendo una riflessione su questi che sono stati i primi 3 giorni di mercato, le liste si sono aperte il 3 e si chiuderanno il 17, fondamentalmente le squadre di Serie D non hanno fatto grandissimi movimenti. Forse l'acquisto più eclatante in questo momento è quello del Noto, che ha preso il forte attaccante di categoria calabrese, Mosciaro, e dal forse Render, completa un reparto che va a completare un reparto, anche se la squadra di lo Cacciola stesso Noto comunque ha fatto anche dei movimenti soprattutto in uscita. Arena è andato alla Cireale, Arena e Librizzi sono andati alla Cireale, quindi comunque sia è forse la squadra che si è mossa di più, anche perché, ripeto, per quello che abbiamo visto, fatta eccezione per lo Scordia che è un capitolo a parte, le siciliane oggi di Serie D hanno poco bisogno di rinforzi, di puntelli, sono squadre che hanno già un'identità ben precisa. È vero. Andrea, ma Siracusa, Siracusa fa qualcosa sul mercato? Io proprio in settimana ho sentito il direttore generale del Siracusa, Simona Marletti, il quale appunto mi diceva alla vigilia di una partita così delicata, così importante non si pensava al calciomercato. Non hanno pensato assolutamente al calciomercato, dunque il calciomercato per il Siracusa inizia da domani. Pensi qualche nome che venga fuori? Sì, come ufficiale però qualcosa già la possiamo dare. Nome, nome. ma per carità, già come acquisto ufficiale noi abbiamo Emanuele Trofo, centrocampista ex Agragas, quest'anno alla San Benedettese, e quasi sicuro è pure Gaetano Marino, 96, esterno di difesa, ex Noto, quest'anno in forza al Grosseto, manca l'ufficialità, ma insomma già si allena col gruppo. Bene. Poi qualche trattativa, qualche nome insomma importante è quello di Filippo Tiscione, ex Agragas, lo scorso anno ha contribuito alla promozione dell'Agragas in Vuole Lega raggiungere Pro. i suoi ex compagni a Siracusa? Sì, probabilmente sì, dunque Baiocco chiaramente su tutti. E quest'anno al Fondi, dove appunto ha già segnato 6 gol, se dobbiamo dare una percentuale la diamo al 70%. Oggi mi sa che faremo contenta buona parte del movimento calcistico con queste notizie di calciomercato. Il calciomercato poi ha sempre un suo fascino. Ha un suo fascino, è sempre vero, bellissimo. è vero. Magari i veri addetti ai lavori non lo amano perché bisogna lavorare sul campo ed è meglio avere squadre affidate, però per chi lo guarda da fuori la compravendita dei giocatori è sempre come ufficiale abbiamo pure Listro in uscita, parliamo di uscita, Listro e Figura, e poi si stanno trattando pure il secondo portiere Evola, dovrebbe accasarsi all'Agragas. Benissimo, perfetto. Acate invece non fa calciomercato, farà qualche movimento, lo farà. I budget è più limitati, è limitato rispetto però stiamo rinforzando la squadra importanti. perché ci dobbiamo salvare. Io ho dei nomi, Ettore, però non so ancora è non so se presto. il presidente... Parleremo dell'Acate più tardi, sicuramente. Va bene, ci dobbiamo fermare e a questo punto ci lanci la pubblicità, cara Federica. Sì, parentesi dedicata al calciomercato, ma soprattutto ai risultati delle classifiche del campionato CND. Sì, Ettore, abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario. Benissimo. Rimanete con Penalty.
Rieccoci ancora insieme, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo che siamo in diretta sul canale 11 del digitale terrestre ogni domenica appunto a partire dalle 19. Siamo anche in diretta sul canale 823 di Sky e in replica anche nella prima mattinata del lunedì, oltre la solita replica dopo la mezzanotte della domenica. Ma vi anticipiamo subito che già dalla prossima settimana ci saranno all'interno di Penalty tantissime novità, anche di un trasferimento. Dico bene, Carmelo? Sei contento? Stiamo aspettando. Stiamo aspettando, però siamo molto ottimisti sotto questo punto di vista e molto presto scoprirete anche quello che stiamo preparando nella nostra nuova sede di Catania. Campionato di eccellenza, parola alla nostra Federica con i risultati, la classifica e poi insieme agli ospiti commenteremo questo girone A siciliano. Cus Palermo, Mussomeli 2-0. Dattilo Noir, Mazzara 1-3. Folgore Selinunte, Paceco 0-2. Castelbuono, Gela 1-1. Profavara, Atletico Campofranco 0-1. Raffadali, Parmonval 0-1. San Cataldese, Libertas 2010 4-0. Cambio al vertice in questa giornata nel campionato di eccellenza Girone A, la sconfitta in casa della Dattilo premia la San Cataldese che vincendo in casa per 4-0 vola al primo posto. Guardiamo la classifica. San Cataldese 28 punti, Dattilo Noir 26, Paceco 25, Gela 24, Castelbuono 23, Mazzara 22, Folgore Selinunte e Parmonval 21 punti. Atletico Campofranco 17, Mussomeli 15, Cus Palermo e Alba Alcamo 14 punti, Raffadali e Camarat 13, Libertas 2010 6 punti, chiude la classifica Profavara con 4 punti. Prossimo turno, la 14ª giornata, domenica prossima, domenica 13 dicembre, questi gli incontri: Atletico Campofranco Castelbuono, Gela Dattilo Noir, Camarat San Cataldese, Mazzara Cus Palermo, Mussomeli Raffadali, Paceco Alba Alcamo, Parmonval Folgore Selinunte ed infine chiuderà Profavara Libertas 2010. Allora Carmelo, un breve commento perché poi vedremo la partita del Palermo che ha vinto in casa, il Cus Palermo contro un Mussomeli che sembra un po' in fase molto calante, ma soprattutto vedremo i 4 gol della San Cataldese che vincendo in casa contro questa Libertas 2010 vola al primo posto. È stata la giornata dei sorpassi, Sì. perché in realtà sia in questo girone A di eccellenza e poi vedremo anche in quello B. C'è stato un cambio al vertice, era nell'aria la San Cataldese oggi rispetto a tutte le altre ha un altro passo. Oggi l'avversario devo dire era anche abbastanza modesto. Guarda, facciamo una cosa, scusami, ci vediamo i gol e ci poi ne vediamo parliamo. ecco, facciamo una cosa, Perfetto. invertiamo, vedremo nel frattempo al commento tecnico di Carmelo, vediamo i 4 gol della San Cataldese e nel frattempo sentiamo anche il tuo commento. Perfetto. Ecco, nel frattempo, eccolo qua i gol della San Cataldese, grazie tra l'altro alla collaborazione di Calcedonio Iacuzzo, infatti mi mancava questo nome. Allora, dimmi. Sì, diciamo al di là della modestia dell'avversario, per oggi la San Cataldese, specie fra le mura amiche, ha dato una straordinaria prova di forza. Anche oggi, specie in casa, non c'è stata partita. Oggi rispetto all'impegno precedente, Sì. stavolta non ha mai rischiato, mentre spesso la San Cataldese in casa ha dovuto anche recuperare gli svantaggi, come è successo 7 giorni fa con l'Alcamo. Stavolta invece è stato un impegno anche abbastanza agevole per la Libertas Racalmuto che dopo un inizio anche un po' incoraggiante si sta assestando nelle parti basse della classifica. Il sorpasso della San Cataldese, mentre continuiamo a vedere i gol della formazione rosso-verde, è stato possibile grazie alla sconfitta interna dell'ormai ex capolista, il Dattilo di Formisano, che perde in casa con il Mazzara. Questa cosa molto strana. Strana fino a un certo punto, perché comunque il Mazzara adesso, anche come vedremo con il mercato, si è rinforzato e ha iniziato la sua risalita. Occhio anche al Paceco che ottiene una vittoria pesantissima a Selinunte contro la Folgore per 2-0, mentre nell'altro scontro diretto di alta classifica non si fanno male Castelbuono e Gela che pareggiano per 1-1. Ti fidi di questa San Cataldese?
Caldese? Della San Cataldese mi fido, però guai a dare anche già per spacciato il Dattilo, che è una squadra organizzatissima. Oggi è stato un passo falso, ma la formazione di Formisano ha tutte le carte in regola per giocarsi fino alla fine il primo posto. In questo momento, anche proprio per ragioni, proprio per il tipo di squadra che è stata allestita, sicuramente la San Cataldese oggi ha un passo diverso rispetto alle altre. Andrea, nel frattempo continua Ha perso una grande occasione anche il scorrere Gelo le oggi, immagini. bisogna aggiungere. Ha perso Sì, sì, oggi una grande poteva occasione. portarsi in vetta alla classifica, si era portato in vantaggio con Nasi 1-0 e poi si è fatta recuperare. Pazienza. Peccato. Ma di questa San Cataldese tu che ne pensi? Ma San Cataldese chiaramente non la scopriamo oggi, Eh? per anni è stata protagonista nei campionati interregionali, una piazza importante con un organico chiaramente di categoria e può dire la sua, ma credo che sarà un campionato C'è un po' di calciomercato? che si deciderà alle ultime, C'è nelle un po' di ultime giornate. calciomercato Sì, in come questi gironi A? calciomercato abbiamo il Gela in uscita, praticamente abbiamo Messana che approda nell'altra squadra di Gela, ovvero l'Atletico Gela del presidente Paradiso, Sì. e in entrata abbiamo Caci dallo Scordia. Ok. E poi c'è una voce un po' curiosa che può fare sorridere, ovvero una sorta di scambio tra Gela e Siracusa. Bonaffini lo vorrebbero al Siracusa e Chiavaro al Gela, ma chiaramente una voce, a mio avviso, Sono non si soltanto farà voci. mai assolutamente. Anche io sono di E questa poi voglio idea. aggiungere un'altra cosa, c'è stata una dichiarazione importante in settimana del presidente Tuccio, il Sì. quale lamenta lo stato pessimo del Vincenzo Presti, del manto erboso Abbiamo di Vincenzo visto, Presti, abbiamo visto. e ha convocato per domani un CDA in cui chiaramente è una provocazione, però ha detto che vorrebbe anche ritirare la squadra. Chiaramente Vabbè. una provocazione, però insomma. È solo una provocazione. A questo punto guardiamoci il servizio di Alessandro Castellese su questa vittoria del CUS Palermo nei confronti di questo Mussomeli che continua insomma a scendere sempre di più in classifica. Ha perso 2-0 appunto in casa del CUS Palermo. Il match che inizia con un CUS Palermo che punge per la prima volta al 13° con Graziano che si accentra, conclusione di destro, palla di poco fuori, quindi il primo affondo del Mussomeli che arriva al 17° sulla destra, la palla che in qualche modo molto bene arriva a Panepinto che ci prova di prima, palla alta sulla traversa al 22° con questo stop Iraci, ricorda a tutti perché spesso venga definito giocatore d'altra categoria, ci prova Russo di sinistro, la palla che sfiora il palo sinistro anche se è debole, poi è al 36° il doppio tentativo che Russo la mette al centro in qualche modo, ci prova Serio dopo il primo stop, la palla arriva a Iraci che a volo tenta di inquadrare la porta centrale, para Ilardi e poi l'espulsione di Fricano, già ammonito. C'è una caduta da parte del laterale palermitano, il direttore di gara non ha dubbi, è simulazione, Fricano è già ammonito e quindi va sotto la doccia, eccesso di severità da parte del direttore di gara che in qualche modo compromette la gara del CUS Palermo, anche se il Mussomeli non sfrutta assolutamente la superiorità perché parte il secondo tempo, Ader subito a piedi uniti scivolata su Iraci, un intervento evitabile, anche in questo caso per decisione un po' severa del direttore di gara, non ha messo però almeno buon senso nel corso del primo tempo per Fricano e anche nel secondo tempo per Ader molto severo, quindi due espulsioni che potevano anche starci, ma entrambe molto severe. Al 13° il gol del CUS Palermo, Iraci lanciato sulla sinistra, preferisce non saltare l'avversario perché? Perché vede Russo che arriva sul secondo palo, cross millimetrico, al volo, il vantaggio del CUS Palermo con uno dei giocatori ormai simbolo della formazione di aprile, Daniele Russo, esaltato dalla disposizione da mezzala perché ovviamente in questa posizione riesce ad inserirsi, riesce a sfruttare il suo eccezionale cambio di passo e questo inserimento ne è veramente l'emblema per la grande festa del CUS che torna a segnare in casa, torna a giocare bene, un gol assolutamente meritato il suo e la formazione giallorossonera che tenta di raddoppiare al 28° aprile di testa, gran conclusione centrale, Lardi para ed evita il doppio passivo alla propria formazione, il Mussomeli al 32° che si fa rivedere in avanti, poco però quanto accaduto per la formazione rossoblù nella ripresa, la conclusione di Aiello è alta. Al 34° Serio va a coronare un esordio stagionale con la maglia del CUS, eccezionale la sua punizione, bellissima, per una prova veramente splendida di questo ragazzo che al ritorno in maglia giallorossonera con la quale aveva già esordito e giocato in prima categoria, gioca una gran partita, molto cresciuto rispetto ovviamente dopo le esperienze già effettuate in eccellenza, un giocatore ancora più forte, lo ha dimostrato oggi senza alcun dubbio le telecamere della CUS Palermo TV che indugiano sul numero 10 di aprile. Il vero sussulto del secondo tempo del Mussomeli arriva subito dopo, vedete calcio d'inizio,
pochissimi tocchi, la palla va avanti, Cus un po' distratto dopo l'esultanza per il 2-0 e la palla che arriva a Failla che ci prova di sinistra, la conclusione esce, non c'è nulla da registrare negli ultimi 10 minuti, qualche pallone in aria ma nessun vero pericolo per un Cus Palermo che vince, lo fa bene con i nuovi acquisti, con le grandi prestazioni dei veterani ma anche dei giovani, Carollo su tutti, adesso il Cus che è pronto a ripartire per una nuova fase del suo campionato. Certo che questa vittoria della squadra di Aprile è stata anche fondamentale in vista di una classifica che fino a quel momento insomma piangeva un po', no? Si sono ripresi quelli del Cus Palermo a discapito di un Mussomeli che è squadra di valore che però sta dimostrando un'estrema discontinuità. È vero. Passiamo adesso al girone B, lo facciamo subito con Federica che ci dà subito il quadro completo dei risultati. A te Federica. Atletico Catania Palazzolo 0-0. Giarle Orlandina 5-1. Igea Virtus Città di Rosolini 3-0. Modica Milazzo 1-5. Rocca di Caprileone Sporting Taormina 3-0. Sicula Leonzio Catania San Pio X 0-1. Sporting Viagrande Forza Calcio Messina 2-1. Troina Acireale 0-0. Praticamente è successo di tutto in questo girone B del campionato di eccellenza. Rocca di Caprileone che vince in casa una partita difficile contro lo Sporting Taormina, ma soprattutto la Leonzio che perde in casa contro una Catania San Pio che a detta di molti ha veramente disputato una partita meravigliosa. Diamo sguardo alla classifica e poi la commentiamo in studio. Rocca di Caprileone 29 punti. Igea Virtus 28. Sicula Leonzio 27, Troina 26, Palazzolo e Sporting Taormina 23 punti, Acireale 22, Giarre 20, Sporting Viagrande 18 punti, Rosolini e Milazzo 15 punti, Catania San Pio X 14 punti, Modica 10, Forza Calcio Messina 8 punti, Orlandina 6, chiude la classifica Atletico Catania con 3 punti. Adesso il tabellino del prossimo turno, anche il prossimo turno insomma, vede incontri di una certa caratura. Aciriale Rocca di Caprileone, Catania San Pio X Igea Virtus, Forza Calcio Messina Sicula Leonzio, Modica Città di Rosolini, Orlandina Sporting Viagrande, Palazzolo Troina, Sporting Taormina Giarre, Milazzo Atletico Catania. Carmelo, devo dire che questo è un girone che ci sorprende sempre di più, ogni partita, ogni domenica sorprese su sorprese, incominciando subito con questa sconfitta interna della Leonzio. Intanto Ettore, prima di tuffarci nel girone B, Sì. dobbiamo dare l'aggiornamento, torniamo un attimo Sì, al girone girone A, A. diamo Sì, l'aggiornamento della gara di Alcamo, non è ancora finale, però è 0-0 tra Alcamo Hanno iniziato e alle Camarat. 18. Hanno iniziato alle 18 tra Alcamo e Camarat, quindi Daremo il risultato al termine più del tardi. primo tempo, poi sicuramente nell'arco della nostra trasmissione daremo anche il finale della gara di Allora, Alcamo. girone B. Parliamo subito del girone B, oggi il Rocca di Caprileone, come dicevi Mamma tu, ha dato mia, una straordinaria prova di forza, perché ha battuto una squadra di valore come Di grande qualità. come lo Sporting Taormina, è balzato in vetta e se dovesse fare un risultato importante anche domenica prossima al Tupparello contro la Cireale, il Rocca si prende seriamente lo scettro, quantomeno... Bellinvia non scherza. Assolutamente, anche perché Bellinvia sa come si vincono i campionati, li ha già vinti, ricordiamo 2 anni fa con la Tiger Brolo, Sì. è un tecnico di navigata esperienza. Il Rocca di Caprileone non ha una squadra molto appariscente, ma è tutti i giocatori che sono molto noti nel messinese, penso a Biondo, ma ce ne sono tanti altri. È vero, che è vero, comunque è vero. sono di categoria, è una squadra compatta, una squadra che ha tantissima qualità sia dietro che davanti, quindi occhio a questo Rocca che oggi ha dato un segnale importante. Come dicevi tu, un segnale importante lo ha dato anche la San Pio X Infatti. di Carlo Breve, che è andato ad espugnare niente poco di meno che l'Angelino Nobile e di Lentini, battendo la super corazzata, l'ormai ex capolista Leonzio, che conosce una battuta d'arresto importante. C'è da dire che comunque la Leonzio ha avuto tantissime occasioni per pareggiare, la formazione di Breve si è difesa con grandissimo ordine. Tra l'altro le squadre che avevano avuto, adesso ne parleremo meglio anche con Andrea, anche degli intrecci di mercato in Sì, in è vero, settimana, è vero, è con vero, è vero. Strano che si era trasferito dal biancorosso della San Pio
al bianconero lentinese e anzi, al contrario dalla Leonzio alla San Pio, mentre il giovanissimo, una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, il giovanissimo Copia, classe 97, un giocatore Juniores. forse il talento più importante che in questo momento c'è nel catanese, si è trasferito a Lentini e poi hanno anche altre trattative in corso. Questa sconfitta un pochettino, insomma, non dico che blocca i sogni di gloria, però assolutamente, insomma, anche, non anche è neanche un campionino anche perché la Leonzio sta facendo un mercato talmente imponente che questo può essere definito solamente un incidente di percorso. Un plauso invece lo merita questa settimana il Giarre di Carmelo Mancuso, che seppur contro un avversario modesto, non tanto per la vittoria in sé, appunto per la modestia dell'avversario che è l'Orlandina, su cui nemmeno il mercato di dicembre può ribaltare una situazione che ormai è difficile da recuperare, ma soprattutto perché invece il Giarre ha avuto un mercato soprattutto in uscita, con le cessioni di Compagno e di Mastronardi. Tutti che vogliono sono Aleo, ma nessuno al lo momento prende. Aleo non si muove, anche se fino al 17 dobbiamo stare molto cauti, infatti. perché Daniel Aleo Uomo è mercato. il pezzo pregiato, Uomo mercato. è il pezzo pregiato, ha l'esigenza per ragioni personali Daniel di non allontanarsi E quindi dal probabile che catanese, rimarrà a Giarre. probabile che rimarrà a Giarre, però il punto interrogativo resta. Dicevamo, il Giarre fino a questo momento ha fatto movimenti solo in uscita, l'impressione che la squadra del presidente Di Martino esca da questo mercato di dicembre un po' indebolita, e a maggior ragione il successo di sabato del regionale. Però finisce il 17 questo mercato. Il mercato che arriva qualche fino giorno, a questo no? momento le voci parlano solo di uscite. Allora, una battuta perché poi voglio sentire Andrea sul calciomercato in questo girone B del campionato di promozione. E Troina che comunque, insomma, che dici? Oggi Troina e Ciriale non si sono fatte del male, il punto sta bene Hanno voluto ad non entrambe. perderla Il questa punto partita. sta bene a entrambe, e entrambe stanno cercando di fare qualcosina per sistemare i rispettivi organici. La Ciriale in realtà l'ha già fatta con l'arrivo del centrocampista Conti, il Troina pure, Pagana sta cercando qualcosina, intanto però questo 0-0 sta bene, Sta bene ad entrambi. sta bene ad entrambe. Allora, Andrea, poi il punto della Sì, situazione in del girone B. casa Sicula Leonzio abbiamo l'acquisto di Santo Privitera, ex Acireale, Sì. poi abbiamo di Librizzi, ex Scordia, come abbiamo detto nella prima Sì. parte, e poi di Copia, come ha appena detto La poc'anzi. Ciriale che tra l'altro, perdonimi Andrea, Sì. e qua ha preso Fabio Rena, che comunque Voglio perde dire. Santo Privitera, però forse in termini di qualità a centrocampo il DS Palma è riuscito a fare ad aumentare il tasso tecnico sono della d'accordo, squadra. A Modica registriamo invece la cessione di Apichella, un under al Ragusa, ma anche ecco, in casa Modica soprattutto bisogna parlare di questa situazione surreale che Ecco, vive infatti, la che è città, successo? Aggiornaci, la squadra della perché- Contea. Sì. Una squadra, ricordiamo, composta da una dirigenza acatese con Sì. il presidente Iacono, Sì. si allenano ad Acate, Sì. fino a qualche settimana fa giocavano a Modica, all'inizio campionato giocavano a Comiso, oggi hanno giocato per la prima volta a Vittoria, e tra l'altro da indiscrezioni so che vorrebbero cambiare la denominazione, dunque da Modica la Non si vorrebbero capisce più chiamare nulla. Vittoria, insomma. Non si capisce più nulla. E dietro, sempre dietro questa società, sempre da indiscrezione, mi dicono che ci sia l'ex presidente del Vittoria, Ho Salvatore capito. Baravecchio. Lo abbiamo mandato in perlustrazione, ci ha dato tutte queste informazioni che veramente solo lui può sapere. In questo momento qui nella terra iblea veramente stanno succedendo È vero. tutta una serie di cose. L'importante è che comunque tornino piazze in un modo o in un altro, Sono d'accordo. con Barravecchia o senza Barravecchia. L'importante è che comunque piazze come Modica, Vittoria tornino Chiaro, ad avere ritornano il da- giusto. Ettore, prima di chiudere Sì. la parentesi dell'eccellenza, una parola anche per l'Atletico Veloce, Catania, sì. perché insomma Ha ha pareggiato esordito a ieri, Palazzolo. ha pareggiato in casa con il Palazzolo, ha esordito Corona. Di fatto il patron Proto e il tecnico Infantino hanno preso i due blocchi, quello dello Scordia, Sì. con Corona, con Fegarotta, con Gurrieri e quant'altro, e il vecchio blocco dell'Adrano allenato da Damiano Proto, quindi con Cialdi, con Tummiolo. Adesso stanno assemblando questa Bisogna squadra. far quadrato, Già il primo puntino lo hanno preso, vediamo se questa remontata, questo Palazzolo sogno- non era facile, Palazzolo un impegno difficilissimo, e Pippo Strano tra l'altro continua la sua serie utile. Benissimo, allora ci fermiamo anche con il campionato di eccellenza, salutiamo Carmelo, con lui ci rivedremo a La Catania. settimana prossima. Ci rivediamo la settimana prossima. Non essere pessimista, settimana prossima siamo a Catania, per la gioia insomma di Carmelo. Anche per la tua gioia? Certo che sì, a te. Benissimo, allora, sono dato che felicissima. sei tanto contenta, mandami la pubblicità. Abbiamo un altro brevissimo stacco pubblicitario. Mi raccomando, non cambiate canale e rimanete con Penalty.
nuovo insieme con penalty abbiamo Antonio Rabsarda che salutiamo. Ciao Antonio, Buonasera. ben trovato. Grazie e buonasera a tutti gli amici d'ascolto che amano il calcio vero. Perfetto, salutiamo come al solito la redazione del tuo giornale importante Magazine, vi salutiamo. online, tra l'altro, avete anche una bella radio online dove tu conduci anche una trasmissione sul Catania però, Calcio vero. non sul calcio dilettantistico. Esatto. Peccato, Impeccabile. peccato. Allora, campionato di promozione, subito i risultati del girone A e la parola la diamo alla nostra Federica. Audace Partinico, Nuova Sancis 2-1. Bolognetta, Ares Menfi 2-4. Cefalù, Borgata Terrenove 5-0. Città di Carini, Castellammare 2-3. Monreale, Città di Casteldaccia 1-3. Pro Villabate, Prizzi 0-2. Riviera Marmi, Real Finale 1-1. Allora, in classifica con questo pareggio il Riviera Marmi continua ad essere la squadra leader. Bene, se arriva la classifica vi faccio vedere che oggi il big match era Audace Partinico contro Nuova Sancis, ma in realtà il clamoroso risultato è quello che avviene nel campo della Riviera Marmi, che pareggia a sorpresa contro il Real Finale, squadra che lotta per la salvezza. A Partinico abbiamo detto che è stato questo veramente bellissimo match tra Audace Partinico e Nuova Sancis. La Nuova Sancis è alla seconda sconfitta consecutiva, due sconfitte Dopo importanti. che ha assaporato la parte alta della Esattamente. classifica, è un momento negativo. Oddio, non devono fasciarsi la testa perché in realtà sono sempre là, è una squadra neopromossa, sta Neopromossa. facendo veramente molto bene. Ne approfittano altre squadre come il Castellammare, che ora è a pari punti al secondo posto insieme alla squadra dell'Audace Partinico, e ora sono tutte e due almeno 3. Campionato che la scorsa settimana sembrava essere chiuso e in realtà si è riaperto. Sembrerebbe riaperto, però insomma, credo che Riviera Marmi No, abbia vabbè. una marcia in più. C'è tutto il girone di ritorno ancora, però certo il Riviera Marmi è una squadra strutturata per poter far molto bene, non diciamo altro perché è una squadra un pochettino scaramantica. Quindi, Sono d'accordo. Su questo girone abbiamo una partita? Ce la esattamente, guardiamo? c'è una vittoria importante del Cefalù in zona salvezza contro il Borgata Terrenove. Infatti abbiamo questo servizio realizzato da Armando Geraci appunto su Cefalù Borgata Terrenove. Si gioca al Santa Barbara di Cefalù l'ultima giornata del girone di andata tra il Cefalù Calcio e la Borgata Terrenove. La Borgata Terrenove si è presentata con solo 8 giocatori. Le squadre a centrocampo, la squadra del Cefalù in maglia giallo-nera, la squadra del Borgata Terrenove in maglia bianco con strisce rossa. Arbitro dell'incontro il signor Scarantino di Caltanissetta. Vediamo le azioni più interessanti della partita con le riprese di Giuseppe Di Vincenzo. Al terzo minuto c'è un cross dalla destra, la palla arriva in area, Sferruzza viene strattonato in area e l'arbitro concede un calcio di rigore. Dal dischetto arriva Sferruzza, il suo tiro è molto forte ma colpisce in pieno la traversa. 14esimo, punizione dal limite per il Cefalù, Zangara, tiro ad effetto, la palla in rete, la squadra del Cefalù in vantaggio per 1-0. 33esimo, azione sulla destra di Badalamenti che mette al centro, la palla viene raggiunta da Sferruzza che con un colpo preciso mette nell'angolino e batte il portiere Angileri, 2-0 per il Cefalù. Siamo al 43esimo, la palla arriva a Bisogno al limite dell'area, tiro preciso, 3-0 per il Cefalù. Finisce il primo tempo, le squadre vanno negli spogliatoi con il risultato di 3-0 a favore della squadra del Cefalù. Terzo minuto della ripresa, bel lancio verso Tralongo, stop di petto, tiro al volo e rete, è il 4-0. 15esimo della ripresa, calcio d'angolo, la palla arriva a Liberto di sinistro e in sacca, 5-0. Si fa male per prima nella squadra del Borgata Terrenove il numero 3 Lamia e poi più tardi il numero 5 Pellegrino. La squadra rimane quindi in 6 uomini e l'arbitro è costretto a interrompere e a finire la partita. Risultato finale quindi risultato sul campo, 5-0 a favore del Cefalù. Non è stata una partita di calcio quelle classiche, però bisogna lodare lo spirito sportivo dei giocatori della squadra del Borgata Terrenove che hanno giocato per quasi tutta la partita. Complimenti. Allora vogliamo sottolineare che in questo girone A del campionato di promozione, si è concluso il girone d'andata, quindi adesso
tutti a riposo perché ritorneranno in campo giorno 6 gennaio. Il 6 gennaio, esatto. Sì, perché sono con qualche squadra in meno rispetto agli altri gironi. Girone B, i risultati insieme a Federica. Camaro, Torregrotta, 1-1. Città di Sant'Agata di Militello, Città di Messina, 3-2. Ionica, Barcellona Pozzo di Gotto, 1-1. L'Iniziativa, Città di San Filippo del Mela, 2-2. Pistonina, Acqua Dolcese, 1-2. Sant'Angiolese, Messana, 4-1. Sinagra, Città di Mistretta, 2-2. Riposa il Merì. Allora il Città di Sant'Agata di Militello ha sfruttato il turno interno e continua a vincere. Beh, è una squadra che lo diciamo ormai da tanto tempo, è una squadra che gioca bene, non abbiamo niente da dire. Oggi vittoria importantissima, fa da battistrada in questo campionato e ora è a +9, non c'è niente da dire. Diciamo che in zona playoff tutte le avversarie arrancano, ne approfitta soltanto la Sant'Angiolese che è l'unica squadra che vince. Purtroppo il Torregrotta va a pareggiare in un campo difficilissimo di una squadra in forma come il Camaro. E proprio sull'incontro tra Camaro e Torregrotta abbiamo il servizio che tu stesso hai realizzato. Guardiamolo insieme. Impresa solo sfiorata per il Camaro, che nella 13ª giornata del campionato di promozione Girone B non va oltre il pareggio contro i rossoblù del Torregrotta. Da un lato, gli uomini di mister Giannicola Giunta vogliono fare risultato per dare continuità alla vittoria conquistata contro la Ionica nella scorsa giornata, mentre dall'altro lato gli uomini di mister Francesco Romeo hanno l'intenzione di fare punti per raggiungere al più presto l'obiettivo della salvezza. La gara si accende immediatamente, nei primi minuti del primo tempo, con l'intenzione degli ospiti di far loro la partita e vanno al gol al 9° minuto con Sciliberto che stoppa in area piccola un millimetrico assist e con un colpetto sotto al pallone scavalca il portiere e mette in rete il gol del vantaggio per gli ospiti. La reazione del Camaro non si fa attendere, infatti alcuni minuti dopo lo svantaggio sfiorano il gol che si concretizza al 18° grazie a Cappello che devia di testa in rete il gol del pareggio. Nel secondo tempo la gara prosegue a ritmi alti, con le due squadre intenzionate seriamente a vincere. Le due formazioni corrono, lottano, creando innumerevoli azioni offensive che tuttavia non si concretizzano. Alla fine al campo comunale della Contrada Biscone finisce 1-1, con un punto che non soddisfa in pieno le ambizioni delle due squadre, ma che ha fatto divertire non poco i tifosi presenti. Sta per arrivare questa sala stampa di penalty domenica 3 gennaio, Ci siamo quasi. Dai, che sono Altra ennesima novità, veloce, cosa devi dire? Altri fuochi d'artificio. Infatti. Sempre. Che devi dire? Beh, è importante, la prossima settimana ci sarà questa partita importante nel girone B, che non si riposa perché le giornate sono di più, che è Barcellona Pozzo di Gotto Camaro, che sono le due squadre in forma di questo campionato. Perfetto, mi hai convinto. Pubblicità, così poi dopo parliamo degli altri due gironi di promozione e avremo modo di parlare anche con il gruppo di Acate e abbiamo scoperto che il suo giocatore, presidente, è anche assessore ad Acate, quindi insomma lo spremeremo per bene. Speriamo. Bene, ok. Sì, Ettore, abbiamo un altro brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete con Penalty.